Sono appena tornata da un viaggio in Abruzzo che vi devo raccontare. Anche stavolta le mie avventure mi hanno portato in Abruzzo, che è una delle regioni che mi piace di più, dopo la mia ovviamente, che è il Veneto. Era il primo maggio, era appena finito il lockdown, la mia regione era diventata gialla, era il primo weekend di regione gialla, questo mi permetteva di andare su tutte le altre regioni gialle, come una petta che va di fiore in fiore. Quindi io ho deciso di andare sulla Maiella. Ho deciso di andare sulla Maiella perché volevo fare un viaggio che cercasse di prendere insieme tutte le mie passioni. Viaggio in solitaria, viaggio in moto, trekking, perché cosa vuoi fare sulla Maiella se non fare trekking? Preparo i bagagli, mi preparo tutte le cose che mi servono, soprattutto da trekking che mi potrebbero servire, carico tutto sulla moto, sono pronta per partire! Suona la sveglia, sono tipo le 5 di mattina, penso di partire sulle 6, invece parto tipo alle 7 e mezza in ritardo come al solito. La prima tappa è direttamente per raggiungere l'Abruzzo veloce. La mia idea era quella di andare fino a Campo Felice, fermarmi lì per un panino, poi a Campo Felice pioverà. Campo Felice oggi Campo Felice non è tanto felice, oggi Campo Felice è arrabbiato. Ho preso un sacco di più, sono tantissimo. No, mi sono rifugiata qui sotto. E ho fatto tutta la strada di corsa, tutta, perché volevo andare al lago di Scanno e vedere il cuoricino e vedere le gole del Sagittario prima di arrivare in bed and breakfast qui. E invece ha piovuto e non doveva neanche piovere, quindi qualcuno me l'ha mandata nera, io lo so, sei stato tu. Sei stato tu. Sono a Sulmona che è perfetto per una veneta. Tada, qui sotto c'è la mia pecorina. Per questo viaggio faccio tappa fissa a Sulmona, così riesco a spostarmi a raggio su tutti i posti della Maiella che voglio visitare, ma soprattutto lascio tutto in alloggio così parto scarica e le borse laterali le posso usare per mettere l'abbigliamento da moto, infilarmi gli scarponi da trekking e partire per camminare. La prima tappa del secondo giorno è la Valle dei Luchi, parcheggio la moto a San Tommaso e parto per vedere le marmite dei giganti. Ho visto i cinghialetti, questi cinghialetti, cinghiali, oh mio Dio! Per la seconda tappa della giornata mi aspetta l'eremo di San Bartolomeo in Leggio. Per arrivarci raggiungo Rocca Morici, mi sposto verso sud fino al ristorante Macchie di Coco. Da qui il sentiero è molto semplice, non presenta difficoltà, in circa mezz'ora si raggiunge l'eremo. Adesso posso fare quello che non ho fatto il giorno prima, cioè raggiungo le gole del Sagittario e poi il lago di Scanno. Da qui in 10 minuti di camminata lo vedo a forma di cuore. Tornando indietro, vado sulla destra, nel paese di Castrovalva, dove c'è una vista spettacolare sulle colle del Sagittario ed è bellissima. La strada è un po' stretta, però il paesaggio merita.
E anche la seconda giornata è andata, sono stanchissima. Basta, adesso vado a mangiare qualcosa.